Una candidatura alternativa oggi, quella che viene presentata con Angela Galvano e le sue due liste per la città di Agrigento. Angela Galvano è una figlia di questa città, un'amministratrice capace, una donna che non ha mai abbassato la testa e penso che sarà un ottimo sindaco per Agrigento, per rilanciare alcuni settori strategici a partire dal turismo, dalla filiera agroalimentare, alla sfida di nuove politiche di sviluppo inclusive che incrocino soprattutto i più fragili, i più deboli, i più esposti. La pandemia ha scoperchiato i drammi sociali del Mezzogiorno e di un'isola come la Sicilia. Tanti giovani hanno perso il lavoro, tante donne e tanti uomini fanno fatica a trovarlo. Vogliamo costruire un'alternativa innanzitutto per queste persone. Anche voi appoggiate la candidatura di Angela Galvano a sindaco di Agrigento? Sì, noi appoggiamo la candidatura di Angela Galvano convintamente e convinti che sia l'alternativa che ci vuole ad Agrigento. L'altro giorno ho ascoltato un dibattito tra due più autorevoli candidati sindaci di Agrigento. Invece di proporre programmi, mi ha molto meravigliato il fatto che ognuno diceva all'altro di non avere fatto niente nei 5 anni della propria sindacatura. Questo la dice lunga, diciamo, sulla situazione di Agrigento e sul fatto che è necessario costruire un'alternativa che possa andare a governare in maniera diversa. Mi trovo oggi all'apertura della campagna elettorale di Angela Galvano perché come Presidente abbiamo voluto fortemente questa candidatura di una donna impegnata in politica da più di 10 anni, è stata consigliere comunale al Comune di Agrigento, dirigente regionale di Articolo 1, per cui riteniamo che ha l'esperienza e quel percorso politico che la può portare tutti noi a vincere questa campagna elettorale ed ad portare Angela a sindaco, a vincere le amministrative e diventare sindaco della città di Agrigento. È un progetto per Agrigento, un progetto progressista ed ecologista, aperto a tutti i partiti della sinistra, aperto al mondo dell'associazionismo, al centro-sinistra, al mondo cattolico, al volontariato. Angela incarna tutti i valori di questo mondo del centro-sinistra e della sinistra, per cui noi riteniamo che lei è la persona giusta al posto giusto per poter rilanciare una politica di legalità, una politica che è rivolta ai più deboli, che è rivolta alle persone disagiate e diversamente abili, per cui ritengo che Angela è la persona che può completamente e totalmente stravolgere la politica settaria, la politica di potere per il potere, quindi un nuovo modo di vedere la politica. In quanto donna io penso che lei incarna questi valori e quindi penso che lei può dare un grande contributo per la rinascita della città di Agrigento, che è anche una città importante per noi perché è capoluogo di provincia. Ho aderito sin da febbraio alla formazione di questo campo largo della sinistra, dopo che è intervenuto Barbagallo a gamba tesa dicendo che quel campo largo non poteva essere fatto perché il PD appoggiava Firetto. Io sono rimasto in questo campo largo e mi candido da tesserato del PD nella lista 100 Passi, perché io ritengo che ci sia bisogno di una sinistra forte ad Agrigento e quindi faccio appello a tutti i miei compagni del PD che sono stati disorientati da questa decisione di Barbagallo di votare questa lista 100 Passi, di votare il sindaco Angela Galvano e di dare forza a un candidato che è ancora tesserato del PD, che è sottoscritto ovviamente.